strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Giustizia è fatta. E diamo subito la linea ad Alessandro Marelli. Giustizia è fatta, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, appuntamento settimanale dedicato al mondo delle leggi, a quello che succede intorno a noi nei vari ambiti che coinvolgono l'attualità, e lo facciamo quest'oggi con l'avvocato Paolo Deida. Ciao Paolo. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ciao Alessandro. Eccoci qua. Allora, noi riprendiamo il filone legato ai diritti dei cittadini in ambito degli immobili e penso che tu voglia introdurre la questione della mediazione quest'oggi. Esatto, che in parte interessa anche, l'aspetto degli immobili, ma in particolar modo quelli del condominio, della locazione. Però adesso vedremo questo istituto come ha però un po' più ampio e come riguarderà poi diverse materie, ed è un istituto interessante da conoscere, perché ormai presente, ormai stabilizzato nel nostro diritto e di uso sempre più frequente. Allora, bene Alessandro, allora inizio. Allora, benissimo, sì. Ok, volevo ricordare a tutti, faccio una brevissima premessa, come nella nostra vita e soprattutto nel passato la storia della conciliazione e della mediazione, usati come due sinonimi, sono praticamente vecchi come il mondo. Ricordiamo che nel passato, nelle società patriarcali, esisteva il cosiddetto saggio, cioè colui che dirimeva le controversie tra le persone all'interno di una comunità. Nell'impero romano le controversie venivano risolte molto spesso prima di recarsi davanti al pretore, dalle parti stesse, ricordiamoci le 12 tavole, e quindi qualora le parti fossero arrivate ad un accordo, a volte magari con l'aiuto di un terzo, il magistrato si limitava soltanto a prendere contezza di questa mediazione e di emettere una sentenza conforme a questo accordo che era raggiunto. Nel mondo moderno la mediazione ha origine sostanzialmente, mediazione e conciliazione, hanno origine sostanzialmente nel mondo anglosassone e per lo più in quello americano. Con l'acronimo ADR, che significa in inglese Alternative Dispute Resolutions, si sta a indicare un insieme di strumenti di composizione delle controversie tra di loro diversi e alternativi rispetto a quello che è il tradizionale processo giurisdizionale. In questi casi, hanno iniziato ad utilizzare degli strumenti differenti tra di loro, che avevano però un fatto basilare, cioè un fatto comune per tutti, che era quello di risolvere le controversie e ricomporre in modo alternato rispetto al rimedio giurisdizionale una lite sorta tra le persone. Le origini sono anche ben più lontane, del nuovo mondo moderno, ma sostanzialmente possiamo dire che hanno avuto espansione e riconoscimento in maniera sempre più puntuale dagli anni 70 in poi, diffondendosi nei paesi anglosassoni e poi finalmente arrivando in Europa e nel caso specifico anche in Italia. Volevo ricordarti che l'Unione Europea già nel 2008 aveva emanato delle direttive che riguardavano la risoluzione e l'introduzione di una mediazione
nella materia civile e commerciale, principalmente nelle controversie transfrontaliere, cioè tra i vari Stati. In questo modo l'Unione Europea aveva indicato dei principi per le mediazioni relative alla formazione di questi soggetti che dovevano poi essere i conciliatori, la possibilità di confermare gli accordi eventualmente raggiunti in sede giurisdizionale, nonché avevano poi puntualizzato sulla tutela della riservatezza di questi accordi, eccetera, eccetera. Adesso non vi tedio in maniera specifica, però questo a significare che già l'Unione Europea in una serie di direttive recepite poi all'interno del nostro Parlamento già nel 2009 hanno poi dato origine e vita nell'anno 2010 al decreto legislativo numero 28 che istituiva la mediazione nel nostro ordinamento. Quindi nel 2010 il legislatore ha per la prima volta disciplina in maniera omogenea un settore come quello degli ADR che poc'anzi vi ho indicato, accaduto questo negli Stati Uniti, che in precedenza era disciplinato in maniera del tutto frammentaria. Quindi il legislatore ha puntualizzato anche la definizione di mediazione e di conciliazione che prima di allora erano utilizzati in maniera analoga, mentre ora il legislatore definisce come mediazione quell'attività che procede la conciliazione, mentre la conciliazione è esclusivamente un risultato positivo dell'attività di mediazione che pone fine ad una controversia. Naturalmente intendiamo per controversia tutte quelle situazioni di crisi dei rapporti tra soggetti, aventi a volte natura contrattuale, che possono essere però risolti solo attraverso un accordo che sia accettato, condiviso tra le parti, mediante appunto l'intervento di un terzo soggetto, definito mediatore, che appunto sostituisca tutto quel meccanismo processuale che è in ogni ordinamento di Stato presente, ovvero quello che è il cosiddetto processo, cioè anziché andare davanti a un giudice e quindi ottenere una sentenza che possa definire esclusivamente le ragioni o i torti tra due parti, la mediazione va ugualmente a risolvere il problema tra le parti in una modalità, in un contesto diverso e sicuramente con dei vantaggi che fra un po' andremo a vedere. Ecco Paolo, ti interrompo un istante, prego. Prima di vedere i vantaggi per dare spazio ad un ascoltatore che è in diretta. Benissimo. Pronto? Vediamo. Pronto? Pronto? Pronto, Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, scusatemi, sì, con chi parlo? Giuseppe. Buonasera Giuseppe, mi dica. No, sto ascoltando adesso, proprio adesso, la conferenza stampa del segretario del PD Letta, no? Sì. Morire si è pronunciato una volta la parola fascismo. Morire. Sì. Bene, la ringraziamo dell'intervento Mi dica, sì, no, possiamo grazie proseguire dell'intervento. Grazie Giuseppe, sì, allora l'ascoltatore ha messo in evidenza adesso un aspetto molto politico e diciamo però di un contesto che non era proprio quello che volevo affrontare questa sera, perché è vero che la mediazione potrebbe anche significare in senso lato cercare di risolvere dei problemi anche politici, anche a livello nazionale, ma qua ci stiamo concentrando soprattutto su una procedura che riguarda invece le litigation, cioè i rapporti tra le persone di fronte alla legge.
Allora, riprendo un attimo il tema che riguardava appunto questo decreto legislativo del 2010, in cui finalmente pone un rimedio a quella che è la procedura giudiziaria o processuale ordinaria per risolvere i conflitti tra le persone. Quindi, ripeto, ha origine da normative che sono state anticipate dalla Unione Europea, dalla direttiva dell'Unione Europea, e prendendo anche spunto da istituti anglosassoni americani. Purtroppo pochi anni dopo, già nel 2012, come spesso accade in Italia, la Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere delle eccezioni, delle contestazioni che sono state fatte dai giudici dei vari tribunali d'Italia, e venendo chiamata ad esprimersi su profili di incostituzionalità di questa legge che aveva previsto la mediazione. Per farvela in maniera molto semplice, per dirla in maniera molto semplice, diciamo che questa legge, il decreto legislativo del 2010, poiché riguardava delle condizioni di procedibilità, ovvero ho tralasciato un aspetto importante. Cosa riguardava? Nella mediazione, la legge del decreto legislativo del 2010 prevedeva che per determinate materie, per determinati settori, fosse necessario, prima di andare davanti al giudice, procedere con la mediazione, e quindi con questo istituto, perché tale mediazione doveva intendersi quale preclusiva della possibile azione giudiziaria successiva. Pertanto, se un cittadino che doveva litigare, faccio un esempio, in materia di condominio, andava direttamente davanti al giudice, voleva fare causa, non avrebbe potuto farla se non prima aver perseguito la mediazione e tentato di raggiungere un accordo con la sua controparte. Quindi il giudice non permetteva, nel caso in cui una persona fosse andata davanti allo stesso organo di tribunale con una diatriba che avesse avuto come materia il condominio, avrebbe dovuto interrompere il giudizio, sospenderlo e aspettare che le parti avessero perseguito la mediazione, e solo nel caso negativo, in cui le parti non avessero raggiunto un accordo, proseguire poi l'attività giudiziaria. Questo per farvi capire la ragione per cui invece nel 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato dei profili di incostituzionalità di questo decreto legislativo del 2010 che aveva introdotto la mediazione per un difetto sostanzialmente formale. Cioè la Corte Costituzionale disse che non dichiarava l'illegittimità della mediazione di tipo obbligatorio, ma poiché la mediazione era una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria in determinate materie, l'ambito di applicazione di queste disposizioni contenute nel decreto legislativo non dovevano essere fatte con un decreto legislativo, ma con una legge formale. È una cosa un po' tecnica, che comunque ha avuto dei rilievi e degli effetti nella storia, diciamo, della mediazione in Italia. Pertanto, a seguito di questa sentenza venne meno l'istituto della mediazione, o meglio, la mediazione aveva soltanto valore nella mediazione volontaria, in quella delegata dal giudice o a quelle derivanti da clausole contrattuali. Quindi l'istituto della mediazione non veniva più visto come una condizione di procedibilità per un successivo processo. Questa sentenza, che ha un po' scombussolato poi tutta l'intenzione, la volontà che era del legislatore di porre anche in essere un'attività che fosse non proprio quella processuale, ma un'alternativa ad un processo, comportò che ci furono degli studi, ci furono degli interventi a livello parlamentare, ma davanti anche di tutti gli organi, diciamo, più importanti, per cui nel 2013, sostanzialmente poi un anno dopo, con il famoso decreto del fare,
Dico famoso perché ricordo a tutti gli ascoltatori che abbiamo dato dei nomi molto di fantasia negli interventi del legislatore spesso, cioè il decreto del fare. Fu reintrodotta l'istituto della mediazione, introdotta nuovamente come per quelle materie che non potevano essere decise direttamente in un processo, ma dovevano passare prima dal procedimento di mediazione, prevedendo quindi la reintroduzione della mediazione per un periodo temporaneo di circa 4 anni, dalla tempo fino al 2017, dando modo poi di valutare se questo istituto della mediazione poteva essere valido o aveva trovato seguito in quella che è poi la disciplina delle controversie, delle litigation in Italia, per poi diventare definitivo. Ecco, vi voglio già anticipare che poi dopo il 2017 sempre il legislatore ha optato per la definitiva validità della mediazione, e quindi ad oggi l'istituto della mediazione è presente, è puntuale, e adesso andremo a vedere nello specifico quali sono queste materie che riguardano la mediazione. Allora, l'articolo 5, sempre del decreto legislativo 28/2010, così poi come modificato, rileva che nelle materie che riguardano il condominio, i diritti reali, che sono la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, eccetera, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, le locazioni, i contratti di comodato, l'affitto di aziende, i risarcimenti derivanti dai danni per responsabilità medica e sanitaria, il risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altre forme di pubblicità, i contratti assicurativi bancari e finanziari. Per queste controversie vale la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione, introdotta appunto dal richiamato articolo 5. Quindi tutto ciò in parole semplici cosa sta a significare? Che quando due persone litigano per materia che poc'anzi vi ho elencato, prima di poter andare dal giudice, naturalmente andranno ancora prima da un avvocato, e sarà il loro professionista, il loro difensore, che potrà loro spiegare, li inviterà a fare, ad esercitare, ad iniziare la cosiddetta mediazione, per trovare poi la possibilità anche del raggiungimento di un accordo con la controparte, al fine di evitare inizialmente un abuso e, più che un abuso, un aumento del numero delle cause giudiziali, per evitare dei costi, perché adesso la giustizia costa, e costa non poco, per anche evitare dei tempi lunghi nell'ottenere una soddisfazione da parte del giudice. Tra le caratteristiche della mediazione vi è anche quella del tempo, per cui la mediazione deve risolversi nel giro di pochi mesi, non si può iniziare una mediazione e non pensare di finirla nei termini previsti dalla stessa legge, che sono 3 mesi. Allora, detto questo, sono abbastanza intuitive le ragioni per cui nella mediazione obbligatoria, proprio perché obbligatoria bisogna farla, ma si può ricorrere alla mediazione anche volontaria per risolvere delle diatribe, dei contrasti nella maniera più veloce, opportuna e magari con delle soluzioni che, per quanto strane, possono essere condivise dalle parti. Mi direte, ma poi in pratica come avviene questa mediazione? Allora è chiaro che la legge ha previsto degli organi costituiti da professionisti, ma a volte dagli stessi organi che rappresentano l'avvocatura, come l'avvocatura di Milano o altri, prevedono questi organi
ai quali gli organi che devono avere naturalmente certe caratteristiche previste dalla legge, nei quali sono presenti dei professionisti mediatori che hanno superato un corso di formazione, che devono tenere sempre aggiornata la loro capacità professionale, che a seguito di una richiesta di un cittadino di una parte daranno inizio a questo procedura di mediazione. Ancora molto più semplice, come avviene, mi direte? Rivolgendosi a uno di questi organi, il cittadino fa una richiesta ben specifica, chiedendo all'organo di mediazione qual è il problema, qual è la domanda che fa il cittadino nei confronti della controparte, e tutto ciò, almeno in questa prima fase, ha un costo molto molto limitato, circa 50 euro. Considerate veramente che le spese sono molto basse. Queste spese oltretutto sono detraibili anche dalla dichiarazione dei redditi, e una volta che il cittadino pone questa domanda all'organo di mediazione, l'organo di mediazione attiva una procedura per mezzo della quale convoca le parti davanti a un mediatore che è stato scelto, individuato, e il mediatore durante un primo incontro che sarà fissato tra le parti, e non dimenticatevi, le parti devono essere rappresentate dal loro avvocato, nel corso di questo primo incontro spiegherà la ragione della mediazione, cosa avviene nella procedura della mediazione e quali sono i vantaggi o i svantaggi eventualmente di poter disinteressarsi o non considerare la fattibilità o l'opportunità della mediazione e andare poi davanti a un giudice. Quindi al primo incontro che avviene davanti al mediatore si può realizzare la condizione di procedibilità, come si può realizzare anche l'opportunità di trovare un accordo delle parti, perché sappiate bene che a questo primo incontro al mediatore pone una domanda molto semplice alla parte: se ha interesse a proseguire nella mediazione e se ha oltretutto anche la voglia di poter proseguire nella mediazione, perché solo così, a seguito del consenso di tutte le due parti di poter proseguire nella mediazione, potrà procedere ad avere altri incontri con le parti stesse, ove discutere nel merito le ragioni, ma più che le ragioni per cui naturalmente le parti sono entrate in conflitto. Allora vabbè, questo in sintesi, signori. Comunque chiudo con una frase, nel senso che la mediazione è un istituto di cui bisogna porre molta attenzione, fare molta attenzione, perché sempre di più la giustizia in Italia avrà un costo e non sarà alla portata di tutti. Grazie a tutti. Perfetto. E buon pomeriggio. Grazie Paolo, grazie Vincent in regia, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora.